Mercoledì 22 maggio l'azienda vitivinicola di Monselice Bertazzo 1840 ha accolto un gruppo di autorevoli giornalisti nazionali specializzati in food and wine in occasione del Press Day organizzato dalle agenzie di comunicazione Drago Press e Impressioni. Un incontro con la stampa volto alla presentazione delle due nuove etichette Bertazzo 1840 che completano la linea premium. La Vetta, un Bagnoli bianco DOC spumante metodo classico Padosè, e il Friularo di Bagnoli di OCG Riserva. Fondata nel lontano 1840 da Domenico Bertazzo, la cantina si distingue per la produzione di vini di alta qualità legati al territorio e per la sostenibilità ambientale. Con 70 ettari di vigneto e un focus sui vitigni autoctoni, propone etichette di pregio che conquistano ogni palato e valorizzano il territorio dei Colioganei. Molto apprezzata dagli ospiti partecipanti, la degustazione guidata di vini in abbinamento ai prodotti del territorio e un menù preparato dal ristorante Taver di Arqua Petrarca. Allora, oggi noi presentiamo il nostro metodo classico fatto con 100% friularo che si chiama la Vetta. Un metodo classico, 24 mesi sui lieviti. Sboccatura abbiamo fatto per la prima volta a novembre ed è una nostra novità che presentiamo, anch'esso imbottigliato da poco. È il nostro Friularo Riserva, 100% friularo anche in questo caso, fatto con uva appassita, che rimane in barrique di rovere francese per 24 mesi. Sono dei vini entrambi particolarmente complessi che rappresentano il nostro territorio, dei vini che non si trovano dappertutto, sono solo in questa zona di circa 10 comuni e che attraverso i quali noi vogliamo valorizzare il nostro territorio e il nostro vitigno. Il 1840 è legato all'anno in cui la famiglia Bertazzo si è trasferita a San Cosma. La famiglia Bertazzo proveniva da Villa Estense, un comune qui vicino, che nel 1840 Domenico Bertazzo ha deciso di mettersi in proprio, acquistare dei terreni qui a San Cosma e di fondare la sua azienda agricola. Innanzitutto il Friularo è un vitigno autoctono, quindi selezionato proprio nella zona in cui ci troviamo e fa parte della DOCG Friularo di Bagnoli, che è molto confinata. Sicuramente è stata una scelta non facile a livello commerciale perché non è un vino molto conosciuto, però è un vino che rappresenta la nostra zona e il nostro territorio. Ci troviamo a Monselice, località San Cosma, abbiamo circa 65-70 ettari di vigneto. Nei nostri terreni vigneti coltiviamo soprattutto vitigni DOC locali, come può essere il Friularo, autoctoni, il Friularo, e con questo noi produciamo il Friularo Riserva e un metodo classico. Usiamo poi il Friularo per il bianco dei Santi, che è un bianco DOC Bagnoli, e per una piccola parte di un bianco spumante. Poi coltiviamo altri vitigni internazionali come può essere il Merlot, il Cabernet, il Prosecco DOC e il Pinot Grigio DOC delle Venezie. Ora noi usiamo dei trattamenti tradizionali, ci avvaliamo di uno studio di agronomi che ci segue e di una capannina per le condizioni meteo collegata con uno studio il quale è collegato con l'università per valutare attentamente trattamento per trattamento, il quale ci dà umidità, temperature e pioggia e ci dà l'ultimo giorno utile per i trattamenti. Gli investimenti sono quotidiani, all'interno dell'azienda siamo sempre in evoluzione perché siamo reduci nell'ultimo anno di investimenti importanti a livello di fotovoltaico, essendo un'azienda molto energivora per frighi e soprattutto impianti imbottigliamento che lavorano quotidianamente. Stiamo investendo molto anche nelle reti commerciali di sponsorizzazione dei prodotti, abbiamo intenzione di ampliare, stiamo cercando di coprire al 100% la rete nazionale e stiamo spingendo anche a livello europeo.
ci stiamo abbinando un investimento molto importante di raffreddamento e soprattutto temperature controllate anche da remoto per tutte le cisterne, ma soprattutto per monitorare tutta l'azienda e che i vini siano sia dal personale all'interno dell'azienda sia anche da remoto dall'esterno e sempre sotto controllo, perciò non ci possono essere nessun tipo di problema.